Ok, Quindi siamo penso in che sì. diretta. Bene, sì, sì, infatti vedo live 012 Spero che lo secondi. siamo, perché su Facebook non risulta e dovrebbe Guarda, risultare. purtroppo Facebook mi ha dato un sacco di problemi. Cercavo di creare questa stanza e i nuovi aggiornamenti a quanto pare sono molto diversi rispetto a quello che abbiamo già visto la scorsa diretta. Allora, ci Comunque, siamo? in teoria Benissimo. siamo in diretta, qui io Sì, sì. vedo, siamo live da 40 secondi e quindi possiamo, anzi, grazie per prima cosa Sabatina Napolitano, non solo di essere qui, ma di aver risolto questa situazione tecnica di stallo all'interno delle No, dirette no, ma Facebook. non ci sono problemi perché per fortuna che possiamo utilizzare StreamYard, però ci dovrebbero essere forse delle eco, delle altre eh, fluttuazioni Allora, io strane. per No, evitiamo. fortuna non sento rientri, tranne prima della diretta, appena avevi creato il link, però adesso sono già finiti i rientri e i problemi audio di ogni sorta. Quindi come funziona StreamYard? Lo so che non ci Siamo in pagano, diretta, per prima cosa, siamo in diretta e quindi verrà registrata in diretta e e si trova resterà anche su salvata. Facebook, quindi? Sì, Oppure no? Ah, sì, ok. siamo su Facebook Ah, adesso. siamo già su Facebook, Sì, perfetto. Allora, fantastico. Allora, parliamo di origami. Campanotto editore, anch'io ce qui ho l'ho. la mia copia. Tra l'altro abbiamo parlato davvero tanto io e Sabatina al di fuori di Bookrider e di tutto ciò che concerne il libro, quindi sono davvero curioso di sentire un sacco di questa chiacchierata con Sabatina per capire tante cose sia del romanzo sia della scrittura in generale, anche perché Sabatina è poetessa, abbiamo già parlato di Corsivo e ho trovato tanto della tua scrittura poetica all'interno del libro. Quindi il tuo modo di comporre un romanzo, quanto dista dalle poesie? Allora, sì, grazie Aniello, grazie Oriana, grazie a tutti che avete organizzato questa diretta, grazie per la recensione di oggi. Mi ha sorpreso perché non pensavo tu toccassi l'aspetto della scrittura erotica. Faccio un piccolo cappelletto solamente per collegarci anche alla recensione. Allora, sì, mi è piaciuto anche il riferimento agli autori che hai fatto perché sono autori che cita Andrea Inglese, quindi siamo in una comunanza di intendi. Allora, in effetti per quanto riguarda la composizione, tu mi hai visto e ci siamo visti la prima volta quando abbiamo parlato di corsivo e io ho superato quella fase perché ho già inviato a degli editori una nuova raccolta, quindi la voce è cambiata. Mi sento più matura con la pubblicazione del romanzo e quindi io già avevo pronte queste poesie, le ho già mandate agli editori, quindi la voce di Corsivo si è adattata a questo nuovo stato di presenza, di esistenza, a questa nuova fase della mia carriera e quindi in un certo modo della mia vita. Quindi è Per comunque quanto un'evoluzione. Certo, è per tutti un'evoluzione, però è chiaro che l'evoluzione va intesa secondo i movimenti interni, quindi potrebbe tanto essere un'evoluzione positiva quanto un'evoluzione negativa. Nel mio caso si tratta, secondo me, di un'evoluzione positiva, perché io stessa ho compreso che la scrittura che ho sviluppato non è più una scrittura avida, è una scrittura molto più generosa, più di quello che era già, è una scrittura generosa, sempre nel verso dell'autonomia, in questo forte senso di autonomia che io ho, che conservo. Non c'è più quel sarcasmo di Corsivo, è una raccolta dove effettivamente scrivo anche amore mio, una cosa mai successa palesemente nelle poesie
poesie, però mi leggo anche, se non sbaglio, a Nir, che ha scritto una cosa del genere ultimamente, mi devo interessare meglio delle sue ultime pubblicazioni. Allora, per quanto riguarda la composizione di un romanzo rispetto a quello di un libro di poesia, siamo sempre nella stessa situazione, diciamo più o meno le stesse cose, ma che vanno ribadite e per bene. Allora, è completamente diversa la formulazione di un romanzo rispetto a quella di un libro di poesia, per quanto Quello sì, riguarda me. Allora, il indubbiamente. romanzo chiede e pretende un forte rimescolamento delle sensazioni, quindi non è non nasce da un'epifania, non nasce da un'enfatizzazione, non nasce prettamente dal sentimento, così come potrebbe essere e come è una certa poesia lirica. È il romanzo intessuto di una morbosità, chiaramente. Il romanzo è un terreno morboso, ogni tipo di romanzo ha qualcosa di morboso, mentre la poesia, dichiarando più frontalmente, più esplicitamente, in modo più diretto i sentimenti, magari si libera di quella morbosità che invece veste il romanzo, perché il romanzo è sempre pieno, intriso di vissuto. Quindi i momenti sia della concezione del romanzo che della vera e propria formulazione per iscritto sono momenti in cui l'anima, la personalità, i fatti nella lunga durata incidono di più. E nel momento in cui si ha un romanzo entra in gioco anche la componente dell'ispirazione, quindi a differenza della poesia che è quell'ascito improvviso che tu lasci al foglio, il romanzo è invece un atto di ammirazione che tu fai verso la vita, quindi tu ricordi tutte le tue sensazioni, tutto quello che hai vissuto e lo inserisci nel romanzo, quindi diventa un discorso molto più complesso, molto più complicato, che se vogliamo spaventa di più rispetto a quello della poesia. Perlomeno nel mio caso, io mi sono spaventata molto nello scrivere il romanzo rispetto a scrivere le varie sillogi di poesia, perché per me scrivere sillogi di poesia riguarda comunque un aspetto, come ho sempre detto, fisiologico della mia esistenza. Quindi adesso ho scritto BS, che poi verrà pubblicata non so quanto, penso da diversi anni o tra pochi mesi, non si sa. E quindi questo è completamente diversa l'ermeneutica della scrittura poetica rispetto a quella della scrittura di un romanzo. Però la cosa bella è che comunque scrivere implica passione, sempre. E questo comunque si vede anche nelle cose che tu scrivi. E c'è una frase del libro che dice: tutte le passioni erano accanimenti di tipo persecutorio. E legare queste due cose è un sacco interessante. Quindi, quanto la letteratura può essere una persecuzione di se stessi o anche di qualcuno a volte. Allora, sì, io dicevo che appunto la passione è una persecuzione, è qualcosa di persecutorio, perché anche il senso dell'obiettivo di una passione è persecutorio. Tu persegui quell'obiettivo e cerchi di non slegarti né da un senso né da un altro, non cerchi sensi oppositivi o sensi al di fuori di quello che è il centro, quindi l'obiettivo in un certo qual modo della passione, della persecuzione. Ecco, in questo la passione trova il suo centro anche
nella macchinazione che esiste della natura e della persona che va incontro a questo centro. È chiaro che quando ci si appassiona a questo centro è naturale provare, oltre allo spirito di persecuzione di se stessi e proprio verso l'obiettivo, anche l'accanimento. Inizi ad accanirti, inizi comunque a trovare in quel centro un senso altro da te, quindi è fuori dall'autosufficienza. La passione è fuori dall'autosufficienza perché appunto nel momento in cui persegui quel centro ti rendi conto di non poter essere più autosufficiente. Io perseguo quel centro che non è un'insegna, come direbbe Dante, non è un'insegna, ma è piuttosto un modo per sviluppare tutto quello che nella vita ti ha sempre spaventato, ma che finalmente è giunto il momento di affrontare con maturità, di affrontare con entusiasmo, con passione. Ed è chiaro che nel momento in cui tu persegui quel centro ti accanisci e se tu non ci tieni è logico che tu dici vada come vada, ma se tu ci tieni a quel centro ti accanisci sempre di più, anche perché hai visto accanire diverse persone verso i loro centri, sempre insomma da dietro le quinte, quindi è arrivato il momento di accanirsi con un fare insomma liricamente persecutorio o gentilmente persecutorio. Quindi ho letto bene quel persecutorio, che quindi era positivo, non era una cosa negativa, No, appunto. era positivo. È la Traspare stessa bene cosa dal... persecutorio, nel senso che allora, per esempio, in questo momento per me anche la pace, il senso della pace è persecutorio, è persecutoria in me, perché io sono entrata nella fobia della guerra, come tanti di noi, io perseguo l'ideale della pace, quindi in me è diventato come un centro, come un'insegna. E il perseguire questo ideale della pace in me è come colpire quel centro, quell'obiettivo, non guardare né da un lato né dall'altro, ma andare avanti. Perché nel momento in cui ecco, trovi quel qualcosa che deve non spaventarti più, devi andare avanti ed è giusto perseguire l'obiettivo, Ok, a questo punto, svilupparlo. visto che hai parlato tu stessa della pace adesso, come possiamo nel nostro piccolo, secondo te, lottare per la pace? Ti Lo so, è vedo una domanda bloccato. molto complessa, visto il Allora, ti periodo, vedo visto il bloccato. momento. Allora, anche stamattina ho avuto modo di dire che è molto difficile parlare in questi termini, anche perché io non mi occupo né di politica internazionale, non sono adatta a parlare di questo, però in qualità di scrittrice posso esprimere la mia opinione. Allora, è chiaro che la situazione è drammatica, angosciante, è qualcosa che frammenta i nostri cuori sono frammentati, non sono uniti. Tutto ciò che frammenta e disunisce è qualcosa di completamente assurdo e malvagio. Quindi in ogni parte l'idea che una nazione possa essere disunita da ogni parte del mondo è già un'idea assurda in sé. Ma ancora peggio il fatto che esistano dei cieli da cui le nuvole insomma cacciano bombe come aerei strani, e tutto questo è un sogno distopico, è un qualcosa che non dovrebbe mai esistere, è un qualcosa di assurdo che a pensarci fa perdere la testa. Le persone che hanno vissuto la seconda guerra mondiale hanno perso la testa, perché è un qualcosa di assurdo che stiamo vivendo, è un qualcosa di disumano, di diabolico, di satanico. Non esiste una situazione simile, non esiste. È vero, si sono sempre fatte le guerre nell'umanità, ma le guerre che io ricordi erano alcune guerre che io ricordi, non le guerre proprio territoriali, ma alcune guerre si sono combattute in dei campi estranei. Quindi le due fazioni si univano con la cavalleria, ecco che si aveva la guerra, i soldati insomma combattevano tra di loro. Però appunto si è sempre vista come una cosa distante, perché appunto non... invece Ma questa non volta... distante, qui il problema è che io non so se dico bene, ma questa guerra ha del limite del genocidio, cioè qualcosa di strano, perché le persone non hanno modo di difendersi.
Cioè, stai parlando di persone che stanno a casa loro e vengono bombardate. Non ci sono fazioni. Non c'è un campo estraneo alle parti come si combattevano le guerre napoleoniche, tutti i tipi di guerre si combattevano in campi estranei, si vedevano i due schieramenti e si combatteva. Oddio, l'epica è fatta da questi tipi di combattimenti. Chi si occupa di guerre antiche, le guerre antiche venivano fatte in campi con la fanteria, con i soldati, con le strategie e venivano combattute in campo. Qua c'è un problema di campo. Si vuole fare la guerra, ma questa non è una guerra, questa è al limite del genocidio, cioè qualcosa di Purtroppo satanico. le guerre del Novecento hanno Ma non cambiato il bene, corso della ma storia. non debba, io credo che non debba nemmeno definirsi guerra. Guerra è una parola sbagliata, perché noi abbiamo un concetto letterario e storico di guerra appunto che risale alle guerre del Peloponneso o comunque alle guerre che noi conosciamo per cui abbiamo fatto la storia dell'umanità, ma questa non è una guerra perché non ci sono le parti in campo. Come è possibile resistere a dei bombardamenti? Sono cose veramente al limite dell'assurdo, al limite dell'assurdo. E chiaramente, ecco, sono eventi che frammentano l'umanità. Io mi sento personalmente frammentata, io stessa mi sento frammentata, perché sono eventi di un'assurdità incatalogabile, qualcosa che Guarda, non è catalogabile dal punto di vista storico. penso che la parola ideale sia quella che hai detto proprio all'inizio, quindi la pazzia della guerra che fa impazzire le persone, quindi come si è potuto vedere in tanti libri storici importanti, così come si è potuto vedere anche nel cinema, ad esempio Rambo che viene visto sempre come un film d'azione e basta, quando invece è un film drammatico dove si vede la pazzia che entra in un povero soldato che appunto faceva parte era un ingranaggio di una macchina molto più grande di lui e che non riesce a resistere a questa sensazione. E quindi dalla drammaticità torniamo a Origami, che comunque è vero che ha una vasta No, gamma tu mi hai di... fatto una domanda sul fatto di come si potrebbe fare la pace. Allora, io credo che la pace si fa tra persone che utilizzano non la stessa lingua, ma lo stesso pensiero. Allora, bisogna trovare un campo di pensiero unanime, per cui una cosa deve essere quella e basta, perché non ci sono motivi. Io credo che però nessuna nazione debba essere estromessa da una logica di unicità. Non ci deve essere frammentazione, quella l'idea sbagliata, già a partire dal concetto della frammentazione, che qualcosa deve essere disunito. Comunque che qualcosa debba essere disunito, questo è sbagliato. Non può essere vero nel 2022, a marzo del 2022. Noi abbiamo sviluppato una storia dell'umanità per cui il nostro criterio di pace vuol dire unione. Il nostro criterio di pace vuol dire unione e l'abbiamo capito con il Covid. Il Covid è un virus che si è sviluppato in Italia, ad esempio, a milioni di chilometri, in distanze rispetto, imponderabili, esatto. ok? E ci ha toccato e ci ha uccisi a noi come a tutti allo stesso identico modo. Quindi abbiamo capito che la frammentazione non esiste a livello globale. Quindi ormai è inutile pensare a una politica frammentaria a livello globale, è inutile e bisogna agire in tal senso. E che sarà lungo il processo per adattarsi. Purtroppo i processi sono sempre lenti e c'è qualcuno che rema contro. Diciamo che c'è un antagonista nella storia adesso. Se fosse un romanzo avremmo il nostro grande cattivone. E sarà comunque complicato capire come proseguire il tutto, però appunto, come dicevi anche tu, Ma non deve non essere siamo esperti di complicato. geopolitica. Vabbè, adesso non ne parliamo più, ma non deve essere complicato nel momento in cui esiste il pensiero. Il linguaggio crea il pensiero. Se dal pensiero non nasce l'idea che non sussiste il fatto della separazione, non sussiste la frammentazione in sé, ognuno ha il suo mandato, ognuno ha il suo modo di gestire la pace, ma che la pace sia unione nel bene per tutti. Non esiste che si passi ad una crudeltà che ha del satanico. Questa è una crudeltà che ha del satanico, perché secondo me bisogna mettere fine a una cosa del genere. Bisogna mettere fine. E noi non possiamo che augurarci questo, ovviamente.
Sarà complicato, appunto, e speriamo sia il più breve possibile, tutto quello che sta accadendo adesso. Tra l'altro io parlo per sentimento, però se avrebbero intervistato Nabokov avrebbe preso le distanze dal principio, non avrebbe proprio parlato della guerra, perché lui per esempio in Un mondo sinistro la prima cosa che dice è che prende le distanze sia dalla politica che dall'economia, oltre che da Kafka e Orwell, per dire che lui da intellettuale, da accademico, non ha mai parlato di queste questioni politiche in prima persona. Poi ovviamente Un mondo sinistro è un romanzo distopico dove lui affronta i problemi politici della Russia, però non è questa la sede per parlarne meglio. Questa è la soluzione, pensare in unità, non in disunione. Secondo Esatto, me. quindi evitare appunto la frammentazione di cui parlavi prima. Sì. Quindi bisogna cercare di, appunto, di essere uniti, e noi, più che sperare in questo, purtroppo però non possiamo fare. Però appunto, sempre come dicevi, sì, torniamo comunque al nostro tema principale, quindi la letteratura, torniamo a Origami. All'interno, tra l'altro, rimaniamo sempre sulla scrittura, perché è molto interessante una parte dove sembra quasi tu stia tracciando una tua poetica. Ci dici cos'è scrivere. Quindi scrivere chiedeva consapevolezza, controllo, distacco. Si scrive per una necessità interiore di autenticità. Si scrive per insegnarsi, per una voglia di assoluto. Non aveva modelli forti da vincere, non aveva autori paralleli con cui sentirsi in competizione. Scrivere era anche una relazione magica con le cose. Si cercava una metafisica. Si scriveva per conservazione, per trovare discernimento o scolorimento. A parte il fatto che mi piace un sacco questo scolorimento proprio come concetto, ma questo quindi è il modo, il motivo per cui tu scrivi? È una tua poetica all'interno del tuo romanzo? Sì, in effetti, come tu avrai potuto notare, il romanzo ha una lingua ben stabilita, che viene sì dalla parola poetica che ho sviluppato nelle raccolte, ma è una lingua personalissima. Se tu hai visto i periodi, come li divido, il modo in cui uso le virgole, tutto il periodare è associabile comunque ai giochi nabocoviani. Non è non è un periodiare incisivo, tende ad essere morbido, flessibile, tende a collegare i pensieri alle emozioni, quindi è tutto più un rimescolarsi tra gli aspetti psicologici interiori, quelli poetici e quelli anche più crudi delle azioni, delle scene, però non c'è una lingua definita e c'è anche un processo definito. Il romanzo comunque viene da una scrittura che non ritengo sia una scrittura immatura, probabilmente è una scrittura di sperimentazione, ma non immatura, se mi dici questo. Allora, nel mio progetto di vita ci sono un minimo di 3 romanzi, sì, ma in lunga durata ce ne saranno almeno 10. In questo progetto, che non è una riscrittura, non tende alla saggistica, non è metapoetico, io ho fatto una scrittura di sperimentazione, nel senso che non è una scrittura improntata alla pubblicità e non è nemmeno una scrittura improntata alla vendibilità, è una scrittura improntata proprio a un piccolo gioiello. A un capolavoro. A modo mio sì, è una scrittura improntata alla pubblicazione di un piccolo capolavoro. Non un classico, non mi ritengo all'altezza di dire una cosa del genere, ma la mia volontà, nelle viscere io volevo scrivere un piccolo capolavoro. Per questo non ho scritto come primo romanzo o come prima prova narrativa una riscrittura. Per esempio nei miei sogni, nei miei progetti c'è una riscrittura che ha a che Di fare anche cosa? con, si può dire, ma ci sono delle riscritture. E potresti Ho dare anche dei un romanzi. indizio? Ah? Puoi dare un indizio e No, basta? no, è molto Buttato presto, così? molto Ok. presto. Però la mia voce, in tal senso, lo sviluppo del mio pensiero è uno sviluppo che reputo
maturo anche per essere una prima prova, semplicemente perché mi si può dire tutto, io sto accettando tutto, mi stanno dicendo che è confusionario, mi stanno dicendo che inserisco dei temi importanti troppo collegati alle vite dei personaggi, i personaggi sono tanti, mi stanno dicendo di tutto, ma questa cosa la facevano anche con Nabokov e la fanno ancora dopo che è morto, dopo anni e dopo che lui è stato più volte candidato al Nobel e ha dato prova di una penna straordinaria, geniale. Io non sono in queste fasi purtroppo, però mi rendo conto che rileggendolo si avverte fortemente uno stile di scrittura deciso, autonomo, anche come uso, soprattutto come uso le virgole. Io spesso non metto il punto, perché tu hai parlato della punteggiatura, quindi lo sto dicendo. Preferisco non mettere il punto per non dare quel senso di incisività Ma è per quello enfatico. che mi sembrava molto simile al tuo modo di poetare anche, No, perché appunto ci sono mi pochi punti piaceva, sì. nella poesia, e stessa cosa ho riscontrato qui, dove ci sono molte virgole, certe virgole tendono a eliminare la parte dell'apposizione e quindi tutto quanto scorre molto più velocemente all'interno della frase. Quindi per questo io ho Diciamo che notato la molto questo. punteggiatura è quella spremuta di limone che ho fatto sulla scrittura. Quindi sì, la punteggiatura in me proprio sa del sapore di limone. Ho preferito scrivere qualcosa che venisse dall'anima e secondo me lo stanno apprezzando. Io sento delle persone che stanno leggendo il romanzo, le sento veramente, che nel loro intimo ritrovano qualcosa di antico, qualcosa di meraviglioso che loro pensavano non esistesse più. E questa è la cosa che più mi emoziona, questo è un segreto che tengo io nel cuore, ma io sento che loro stanno leggendo e ritrovano la penna delle grandi autrici. E loro lo pensano dentro di loro, anche se io comunque ho scritto un romanzo che già per definizione non sarebbe mai potuto arrivare a 100.000 copie, 200.000 copie, cosa che si è verificato anche con le ragazze molto più piccole di me o della mia stessa età. Quindi il sacrificio che ho fatto in tal senso, in nome non della bellezza, in nome del sublime della letteratura, sento che lo stanno apprezzando diverse persone. Io sono convinta, anzi io sento queste persone, sento che loro nel leggere questi versi stanno apprezzando questa scrittura così preziosa, ma anche così gentile. Sì, io avverto che si può pensare e si pensa una cosa simile, così come avverto di avere tanti amici, a differenza di quanto si possa pensare, del fatto che io non sono molto popolare, del fatto che ad esempio nei post Questa io fa non parte delle arrivo. critiche che ti hanno fatto? Sì, Ah, si ok. parla del fatto che io non sono molto popolare, nel senso che a un post io non arrivo a 200 like, 300 like, queste cose basse di un pensiero mediocre, ma che comunque va considerato. Allora, il sacrificio è questo. Avere comunque continuare ad addomesticare un fil rouge secondo le ascendenze dell'animo, vuol dire andare incontro al fatto che non si ha una grande popolarità, ma questo non vuol dire che non c'è un riscontro di pubblico. Quello che io voglio comunicare è che io sento tante persone che mi amano, tante persone che io non vedo, che mi leggono e che mi vogliono bene, ma bene sincero, e quindi non sento avversità. No, a differenza di quanto si possa pensare, io non sento alcuna avversità. Ci sono stati periodi della mia vita in cui ho vissuto un'amara avversità. E voglio anche in questo calmare e tranquillizzare le scrittrici che mi stanno leggendo e mi pensano. Io non sento avversità verso di me, no, sento invece un grande amore, un grande senso di comunità, sento una fascinazione, un'ammirazione, la stessa che ho provato per loro quando le ho lette la prima volta.
E questo è bellissimo perché è un ritorno sia di generazione che di pubblico. Questo è qualcosa che emoziona molto, molto. Infatti mi sto facendo rossa e dovrei evitare. No, vabbè. Perché evitare? È meglio, vuol dire che si vede che è sincero come sentimento. Sì, sì, perché io poi i sentimenti li sento interni, quando non sono immaginati, li sento interni, sono interni a me e non sono esterni. Quindi sì, sento queste persone che mi stanno leggendo, e mi stanno apprezzando. Però alle spalle io vedo un dedicatario dell'opera. Non ho Il tuo capito. cane. No, e Briciola si muove quando sente dei movimenti di ogni tipo. Lei è molto, molto affezionata alla padrona. Ma sono contento di Cane. poter vedere Briciola, anche perché così anche chi ha letto il romanzo sa a chi è dedicato. Comunque nella dedica c'è. Allora, io voglio parlare di questo cane che io ho da tanti anni e nella mia sfera affettiva, perché io comunque, come i dipinti d'arte dove effettivamente spesso il cane a indicare fedeltà sta ai piedi del letto delle dame, delle cortigiane, così come delle persone un po' importanti, sta proprio nei quadri, basti pensare a Velázquez, qualsiasi altro quadro, ecco che sta piangendo, vieni Briciola, vieni qua, vieni qua. E io sono sempre in contatto col cane, sempre, sempre. E quelle volte che non ci sono a casa, quando torno, l'ultima volta che sono stata lontana e sono tornata, Briciola ha iniziato a vomitare sangue. Briciola vomitava sangue, un qualcosa di assurdo, l'ho dovuta portare dal veterinario e il veterinario mi ha detto che era stato lo stress di rivedermi le aveva provocato questa reazione che lei vomitava sangue. Quindi non saprei come caratterizzare questa cagnolina, ma secondo me è una cagnolina magica, perché poi lei È ha così bello e una. tremendo al contempo quello che hai detto. Non ho capito? È così bello e tremendo al contempo, perché è bello che senta comunque così tanto affetto, tanto amore per te, però comunque Mi dispiace spiego. abbastanza il fatto che abbia addirittura vomitato sangue, No, non ti poverina. ho visto per un po'. Allora, era per dire che veramente le sue reazioni arrivano al parossismo, arrivano proprio a stranezze. Allora, il cane, Briciola, è strana proprio già come costituzione perché lei ha una macchia a forma di M, non ho capito, sembra una M sulla faccia, sul fronte, che è bianca la macchia rispetto al corpo, mentre poi ha sulla schiena, tendente alla coda, un 3, una scritta 3 in bianco e un 8 in nero. Comunque le forme si possono vedere perché c'è una foto la prima foto che ho messo sul profilo Instagram porta il retro di Briciola. È Ah, un ok. cane un po' strano, un cagnolino un po' strano, E però dopo andrò a dai, vederla la foto. sul profilo quello Le Cahiers Métaphysiques Ah, ok. c'è la prima foto di Briciola, poi ci sono dei like, non so se sono stati tolti o se li ho tolti, se li hanno tolti, se si sono tolti nel tempo, ma ci sono dei like strani di Briciola. E qua, dei like segreti. Comunque, per me è stato comunque bello poter vedere Briciola dopo averla letta all'interno dell'inizio del libro, prima del libro, appunto, nella dedica. Tornando appunto a Origami, tanto siamo verso le ultime domande, siamo oltre la mezz'ora e comunque in genere verso quest'ora iniziano ad esserci meno spettatori perché si va verso l'ora di cena. Quindi andiamo verso le ultime domande. C'è una parte che mi è piaciuta tanto e che si ricollega a una cosa che hai detto prima, quindi i ricordi delle cose che ormai stanno sfiorendo, stanno andando. E penso proprio alla biblioteca, che comunque è un nucleo centrale di questo romanzo.
che purtroppo le biblioteche stanno svuotando sempre di più, e questo è uno dei grandi mali contemporanei. È vero che ci sono stati questi 2 anni di Covid che hanno distrutto un bel po' il pubblico nelle biblioteche. Io le frequentavo assiduamente e sono stato 2 anni lontano dalle biblioteche proprio perché era impossibile, almeno in quelle più piccoline, quelle più raccolte, poterci anche entrare a volte, anche per studiare o per cercare nuovi volumi. E poi il sistema di sanificazione era complicato, tenendo conto che la carta si rovina, quindi non è possibile disinfettare un libro realmente come bisognerebbe fare. Ho apprezzato molto il collegamento della tua libreria interna a questo romanzo. C'è un pezzo intorno proprio all'inizio, pagina 19, dove c'è un lungo elenco di romanzi, quindi da Stanotte d'inverno un viaggiatore di Calvino, Il Fante di Chiede la polvere, ma troviamo anche Borges, Murakami, tantissimi autori che probabilmente faranno parte della tua cultura in senso largo, quindi da questi libri avrai espanso ancora di più il tuo modo di leggere, di scrivere, anche di pensare, perché poi molti autori sono dei veri e propri pensatori, da Philip Roth oppure Virginia Woolf, David Foster Wallace. E mi piace anche il fatto che sia un elenco così lungo, senza alcuno spezzettamento interno, quindi è proprio un nucleo culturale che hai ricreato qui, e immagino sia il tuo nucleo culturale. Penso ai romanzi che ti siano più vicini, credo. Cosa mi puoi dire di questa lunga elencazione di romanzi? Allora, sì, dopo questa grande lavatrice che abbiamo fatto con tutti i romanzi, con la coperta che c'è sul letto, perché io mi metto, ho fatto anche in delle foto che ormai hanno avuto una grande visibilità a modo loro, soffro il freddo, soffro un freddo cane, io non posso vivere se non ci sono 20 gradi in un ambiente, non posso vivere perché soffro il freddo. Perché penso sia una questione di pressione anche di circolazione, non mi è chiaro. Allora, dopo questa grande lavatrice che abbiamo fatto di tutti questi libri che ho letto, perché poi tra l'altro io in questa stanza ho solo una parte dei libri, i libri li ho tutti accatastati in un'altra stanza che vado a prendere ogni tanto. Allora, i libri, quelli che io ho citato in questo romanzo, sono libri che hanno a che fare, come ho detto anche oggi in un'intervista, sono libri che hanno a che fare con la letteratura delle biblioteche. Quindi io mi sono concentrata in tal senso nel citare gli autori che più mi hanno influenzata proprio secondo questo filone, ma secondo anche questo motivo mentale. Ecco, la biblioteca in me è stata un motivo mentale, un modo per trainare la mia immaginazione, quindi è stato fondamentale l'illuminazione, la fascinazione della biblioteca in me è stata veramente fulminante, è stata propulsiva, è stato un innamoramento per me pensare alla biblioteca. Quindi ed è proprio questo innamoramento che mi fa andare avanti, e voglio parlarne fino alla fine. Mi piace tantissimo parlare di origami perché è un romanzo che realmente non si esaurisce mai, non si smentisce mai, c'è sempre un momento che per esempio noi guardiamo la nostra opera d'arte e magari l'abbiamo scoperta e diciamo però ha raggiunto il limite della sua formula narrativa, ha raggiunto la fase di stop. Ad esempio a me capita con i libri di poesia di notare che il libro smette la sua raccontabilità, di notare che il libro smette il suo potere narrativo, Ah, che ok, in ok. me, in me perde potenza, in me perde enfasi. Invece io ritengo che in questo romanzo non avvenga mai
o perlomeno in prospettiva secondo me non avviene, il rientro della possibilità, della potenza, dell'enfasi che viene dalla scrittura, e in questo secondo me può esserci la fortuna di questo romanzo, che ha qualcosa di eterno, è stato progettato, vissuto e costruito per dargli un qualcosa di eterno, un'eternità. E la potenza con cui io ho compiuto quest'atto e anche la forza che mi ha ispirato è in me così potente che vuole creare il ponte verso quel centro di cui parlavamo già all'inizio della conversazione. Allora, presente quando ad esempio io non sono mai stata in America purtroppo, ed è una di quelle cose che purtroppo non posso raccontare, e non so nemmeno in prospettiva se io andrò mai in America, ma quando ti trovi davanti quelle immagini che tu vedi solamente dai film dei quartieri di New York, o questi paesaggi impensabili per noi. Per me l'America sarebbe un'emozione fortissima. Ecco, tu quando ti trovi di fronte a un paesaggio del genere, un panorama urbano simile, dici: ah, adesso è come se fosse finita qualcosa nella mia vita, è come se qualcosa si fosse concluso. Quando c'è quella forza che esce da te, che potrebbe anche essere una sorta di forza di passione, quindi in un certo modo come se fosse un orgasmo, e che si conclude in sé. Allora questo può avvenire davanti alle prove o davanti a delle strutture psicologiche che tu ti sei creato, per cui tu come struggle for pleasure, tu combatti per il piacere, ti ancori al desiderio senza insomma tentare quello che non puoi, ma invece con sentimento essere dentro quello che vuoi. Allora quando ti trovi di fronte a questo spettacolo, allora è come un orgasmo dell'anima, e allora tu lì è come se avessi scoperto tu l'America e non ti avessero scoperto, e that's all folks, nel senso che è un'emozione talmente forte, è un altare talmente fine, talmente collegato alla tua anima per dei registri così sottili che tu puoi arrivarci solamente mediante delle meccaniche divine o dei giochi che tu non puoi concepire lucidamente, ed è proprio lì di fronte a quell'altare che tu magari hai la sensazione di dire ho concluso qualcosa, che è diverso dal partorire un figlio, perché tu quando partorisci un figlio tu non dici alla vita io ho concluso un parto, perché secondo me è impensabile il miracolo della vita legato alla fisiologia, perché tu col bambino ti assumi delle responsabilità eterne. Invece l'altare di cui io parlo, che non è in un certo qual modo un traguardo, ma è qualcosa di più, è un qualcosa che riguarda la comunità, è un qualcosa che riguarda la storia, è una responsabilità perenne, sì, ma che non ha a che fare con la fisiologia, è un qualcosa di così sublime che solo la letteratura lo può definire. E in questo tipo di sensazioni, in questo tipo di ponti, in questo tipo di sviluppi della storia, lì c'è quella fase in cui tu puoi considerare di aver chiuso qualcosa di buono, di aver sviluppato qualcosa veramente di meraviglioso. E allora io sento dal mio interno insomma delle vibrazioni riguardo a questo sviluppo, che però non sono padrona di questo, perché sono sviluppi che io sento dentro di me nella linea della poesia, ma sono sviluppi che io non posso manipolare, non posso che abbandonarmi a questi sviluppi stessi.
E secondo me è questa la formula per fare scrittura, per fare anche letteratura. E secondo me questo è lo specchio. Come trovarti davanti all'America e averla scoperta tu, che io l'ho scoperta all'America, o comunque sentirti un po' come il Marco Polo della situazione. E in questo sì, non è come ritornare bambini, è diverso da ritornare bambini perché non c'è un ritorno all'enfasi dell'infanzia, c'è un ritorno a un qualcosa che la tua anima conosceva, qualcosa che è stato scritto da altri, per cui tu hai solo dovuto esistere, Mi piace un esistere sacco questo bene. concetto di riscoperta personale della propria America. È davvero un sacco interessante. Guarda, quasi, quasi da scriverci un saggio a parte. Tra Ecco, l'altro tu io sei anche credo. saggista. Sì, ma adesso io non sto producendo saggi del tipo accademico semplicemente perché io non uso le citazioni opportune, al momento, quando scrivo di critica, il mio stampo è giornalistico. Però il saggio che sto scrivendo è un saggio divulgativo, quindi non presuppone che venga condiviso assolutamente, non ha velleità accademiche, non sono riassunti di seminari, non si tratta di curatele, è un saggio a scopo divulgativo. Anche questo tipo di esperimento è un tipo di scrittura che ha del fascino, che è da sviluppare. Nabokov la sviluppa spesso anche nelle interviste perché lui risponde alle interviste non con un tono giornalistico ma con un tono divulgativo saggistico. Quindi il fascino di questo tipo di conversazione è da sperimentare. Tutto questo è sempre da sperimentare, è sempre da vivere. Ok, io vorrei farti un ultimo paio di domande, sempre tornando a origami e così chiudiamo anche il cerchio, anche parlando di altre arti che si possono legare, anche perché è pieno di film tratti da libri. Tu immagini un film tratto da origami? Me l'hanno chiesto anche stamattina nell'intervista, io dico sì per tante ragioni. La prima è che dicono tutti sì, io non posso essere meno. La seconda è che l'ho detto dal principio, perché ho visto le scene, ho visto i personaggi, mi sono. E ti dirò un segreto. Io i personaggi li ho presi da Elle, dalla rivista, ho strappato Ah, le ok. pagine, ma non sono personaggi reali. Dico, i Le corpi, fisionomie, ho ok. strappato le pagine e mi sono fatta nel mio, nel mio, nella mia lavagnetta, ho Nelle incollato. tue carte preparatorie, Sì, nell'avantesto. io l'ho mostrate anche in dei video su YouTube e ho incollato i volti di questi attori, di questi protagonisti della rivista. Questi erano i miei modelli perché anche per esempio Edoardo, Gustavo, non sapevo com'è la fisionomia, come crearli. Allora io mi sono aiutata con questi modelli che tra l'altro non conosco, però ho bene in mente ed è quindi già nato come una sceneggiatura, anche se non è propriamente una sceneggiatura, è un romanzo, si evince che è un romanzo, ha tutte le caratteristiche di un romanzo. Poi tu hai citato il fatto che è un romanzo scritto in 125 pagine, ma hai notato come è scritto in 125 pagine? Non so se è No, chiaro. è proprio quella la cosa bella che No, che sono pagine scritte larghe, quindi in un altro tipo di formattazione sarebbe venuto più di 300 pagine. La logica è che io non volevo far pagare ai lettori più di 15 euro. Io non volevo far pagare così tanti soldi per questo ma romanzo, infatti è perfetto perché così, io nel modo in cui è confezionato, sì, perché io ho nel modo questo in cui è concetto editato. socialista che ha del socialismo per cui un lettore non debba pagare tutti questi soldi un libro, però è un concetto di cui mi dovrò liberare perché prima o poi dovrò anche cambiare stile di Beh, scrittura, c'è da dire che in cioè effetti ci di sono editori stampa. che
vanno con i 25 € con le nuove uscite, e inizia a essere un po' troppo, quindi No, no, per me sì, è un po' non esagerato, è anche per quanto proponibile. riguarda la poesia, non divulgativa, non secondo me la politica che hanno verso le nuove uscite di poesia è anche di abbastanza assurdo, perché, sì, la poesia è di nicchia, ma, create delle pubblicazioni anche importanti che comunque siano accessibili anche a chi non ha uno stipendio accademico. Non è detto che uno che non guadagna 3.000 € al mese non si possa permettere un libro di poesia al mese. Il concetto è questo, che il libro di poesia, ci sono dei libri che costano davvero tantissimo, dei libri Mondadori con 20 poesie che costano tanto, più di 20 €. Quindi io al tempo l'ho comprato, ma nel momento in cui lo compravo io sapevo che era un'assurdità. Io pagavo questi soldi, ma sapevo che era un'assurdità, perché secondo me è un po' troppo, però ogni cosa a suo tempo, ogni cosa arriva nel giusto momento. Sì, la volontà di scrivere un libro, di stampare un libro simile e di non farlo diventare così costoso, perché l'editore mi aveva detto: guarda, se lo stampiamo in un altro modo viene molto più di 15 €, si parla di 16-17 €, perché è chiaro, quelli sono i costi che ogni editore ha. Sì, comunque tra distribuzione, stampa, eccetera, ci sono Sì, il già tutti numero di quanti gli altri pagine, costi. no, io preferivo, secondo me un prezzo non è un prezzo, è un prezzo giusto. 15 €, ma è un libro che secondo me veramente è un gioiello. Sì, Poi io comunque appunto non aspetto. svende, l'opera, ma neanche, Allora io, la fa voglio propagare, quindi fare non un appello, ma io reputo abbastanza assurdo, che nessuno tra, gli scrittori, né che e i giornalisti, né che ha parlato di Nabokov, né che mi conosce da tanti anni, perché i riferimenti sono abbastanza evidenti, anche letterari, se la sente di esprimersi. Ecco, io oggi ho fatto una delle prime interviste, insomma, per via relative a questo via periodo, via sì. telefono, però quello che io voglio dire è che, pregherei i giornalisti, di fare un passetto, perché in questi giorni mi è capitato che io ho dovuto contattare, no, ho sentito di contattare addirittura un direttore della testata, e io ho sentito il direttore, io ho parlato col direttore. Allora io, Sabatina Napolitano, sono una persona di un estremo rispetto delle norme, infatti quando io sbaglio qualcosa subito mi divento rossa, perché io non so come fare e fa parte della mia persona la gentilezza, il rispetto anche di un certo tipo di convenzioni, se hanno dell'istituzione, se hanno qualcosa di veramente fondato. Allora, io credo che nessuno si possa permettere di contattare un direttore, però nel mio caso è stato diverso, perché io ho tentato il contatto, perché la motivazione in me era importante, perché insomma, molti giornali non credo che lo facciano per una cattiveria perforante, perché sarebbe veramente il colmo. Non per cattiveria, io dico che delle omissioni vengono per una trascuratezza. Allora, quella trascuratezza è anche colpa mia. Io mi assumo le colpe di una trascuratezza. Quindi è stato è mio compito contattare queste persone per presentarmi in modo gentile e dire chi sono, perché è evidente che questo va fatto. Non andava Se non sono fatto indiscreto, qual è questa trascuratezza che c'è stata? ci sono state varie trascuratezze Ah, di cui mi okay, sono quindi dovuta generico. per cui mi sono dovuta impegnare. Allora io pubblicamente non posso dire: "Ci sono state delle trascuratezze, bisogna che le cose si facciano meglio." No, perché non è il mio ruolo. Il mio ruolo è farmi conoscere laddove la mia voce non arriva, perché è chiaro, Giustissimo. loro vedono una fase che è storica e pubblica, e non si riescono a gestire, perché è stata una sorpresa. Sì,
ma l'uomo è fatto appunto per armonizzarsi con i cambiamenti. I cambiamenti sono all'ordine del giorno, bisogna essere sprint, abili, smart. Smart, esatto. Quindi io subito sono corsa ai ripari, anche perché le persone per cui io adesso in un modo virtuale o comunque in un modo animico sto lavorando, non voglio che si facciano brutte figure, quindi io adesso ancora mi faccio rossa, non voglio assolutamente che si faccia della chiacchiera o delle brutte figure. Laddove c'è un'omissione che è colpa mia, io mi prendo carico delle mie omissioni. Con una estrema gentilezza e con la garbatezza, con la delicatezza, bisogna che io mi presenti alle persone che non mi conoscono. Io credo che la gentilezza non è mai straniera, così come la bontà d'animo. La gentilezza non è mai straniera, quindi vale la pena che io con gentilezza mi presenti alle persone che non mi conoscono e che passi diverse notti senza dormire, perché chiaramente la ricerca di queste persone, così come lo studio, richiede ore, Aniello, ore. Perché tu pensa che una diretta che noi abbiamo girato è di un'ora, pensa che gli scrittori, ogni scrittore, per cui io non seguo tutti chiaramente perché sono un essere umano, ma gli scrittori a me vicini si aggiornano e io mi devo aggiornare con loro. Quindi questo richiede ore che io durante il giorno non ho e le faccio di notte. Ma questo io lo faccio con piacere e con passione perché mi anima. E il senso è questo, che esistono delle convenzioni sociali, però la gentilezza è un ponte, un tramite alle convenzioni. Con gentilezza mi presento e cerco di dire chi sono. Quindi mi sto presentando i miei progetti, sto dicendo chi sono. Molte persone non mi conoscevano se non per sentito dire, che è la verità dei fatti. Molte persone, ma più di un centinaio, non mi conoscevano se non che per sentito dire. Sapevano che c'era questa poetessa che in un modo o nell'altro aveva una vita un po', una carriera un po' personale, perché possiamo definirla personale, perché io alla fine ho una bella carriera, non ho una brutta carriera, non ho niente che non va. Non sono andata veloce, però ho una bella carriera, ho un bel curriculum. Beh, comunque hai già Quindi scritto 7 libri di poesie, leggevo anche dalla tua no, ma non biografia. è tanto per i libri, è per il modo in cui l'ho fatto, che si evince che comunque è stata che sono stati passaggi autentici, che la solitudine per tanti anni in un modo o nell'altro si evince, che è frutto del fatto che delle forze mi impediscono a volte dei cammini, invece delle forze mi aiutano in degli altri. È tutto, reputo, fatto non in buona fede, ma fatto in nome dell'autenticità, della sincerità. Quindi sì, effettivamente sono responsabile del fatto che molte persone non mi conoscevano, Aniello, veramente, perché il fatto di provocare comunque un collettivo di immagini, di idee, non arriva a tutti. Veramente diverse persone non sapevano nemmeno realmente io chi fossi in qualità di persona. Quindi è mia cura presentarmi. Beh, noi speriamo che con questa diretta almeno ci sia un'altra occasione per far conoscere Sabatina Napolitano e per anche dopo il tuo appello, appunto, speriamo arrivino altri giornalisti che abbiano voglia di approfondire non solo Sabatina Napolitano, ma appunto Origami, di cui abbiamo La questione dei parlato giornalisti là molto. è questione dei giornalisti là è chi si prende carico di una posizione letteraria. Allora, chi si potrebbe prendere carico di una posizione? Gli amanti di Nabokov, sicuramente perché lo stile è quello. Attrai quello che sei, quindi gli amanti di Nabokov, i lettori di Nabokov, chi è appassionato alla poesia, quindi chi è più vicino alla poesia, chi è più vicino alla poesia. Non so quante persone sono poeti e scrittori, giovani, donne, poche. Quindi chi è appassionato alla poesia dovrebbe essere più vicino. Oddio, i motivi per cui seguirmi e volermi bene sono molto, molto di più che quelli di non volermi bene. Sono veramente decisa in questo, ma più che altro perché viene da una consapevolezza. I motivi per cui mi si vuole bene sono molto di più
per quelli per cui una persona o qualcuno mi potrebbe odiare. Quindi sì, io spingerei la storia a fare il suo corso. Perfetto. E quindi noi non possiamo che augurarci il meglio per te e per Origami. Un'ultima domanda volante, anche perché abbiamo pochi minuti, comunque siamo sull'oretta adesso e sono già le 8:20. Tra l'altro, tra i messaggi, purtroppo, non avendo la diretta Facebook, non possiamo vedere i messaggi in contemporanea, Allora, se credo. qualcuno ha desiderio di fare delle domande in diretta, io sono disposta a rispondere con piacere. Ok, semplicemente mi è arrivato un messaggio da Alberto Volpe che ci saluta, purtroppo lui non ha social, quindi Sì, non sì, potrà sì. vedere la diretta, la vedrà No, poi mi più avanti, la dispiace che recupererà. magari sono stata un po' scontrosa per quanto riguarda i premi, per dire che non ne parlo, ma io non parlo di premi, quindi non Io non so poi di cosa avete parlato, lo conosco e basta, quindi ho dato il tuo contatto a questo giornalista. sì. Quindi lo salutiamo. Un'ultima domanda. Il tuo cast ideale per Origami, anche se tu già hai un tuo cast ideale, che è quello dei modelli di L, però No, ma quali attori ci allora non sono immagineresti? modelli. Io ho utilizzato Elle come giornale, ma poteva essere Vogue, Vanity Fair, Amica, Confidenze, tanti giornali che comunque in un modo o nell'altro conosco, di moda e non, ma il problema non era il giornale in sé, perché c'è anche una protagonista nel mio romanzo che si chiama Ellen. Non saprei. Credo che boh, io apprezzo molto Nanni Moretti come regista, ma non è che posso dirgli fai un film da Origami, mi sembra un po' mi sembra un po' Diciamo che non troppo. è nelle sue corde per il tipo di film, specialmente adesso che ha preso un'altra deriva ancora. Ma non è detto, perché tu sai se ha Però in letto effetti adesso Origami? io non ho visto gli ultimi due, quindi Allora, chissà, potrebbe diciamolo anche... pubblicamente, dottor Moretti, se vuole, per favore, prenda in carico la mia richiesta di un film da Origami. Beh, Poi non so come funziona con i diritti e altro, ma l'editore è d'accordo, perché già ne parlammo che se facevano una ok, trasposizione cinematografica c'era. ok, Dottor Moretti come Moretti, leggete regista. questo romanzo se volete, glielo mando, trovo un indirizzo, glielo mando, pensate se si può Puoi fare. mandarlo al Cinema No, ma Sacher, sarebbe che è bello dal vicino. punto di vista cinematografico per una semplice ragione, perché la protagonista ha queste figure, questi spiriti, non è una protagonista che non si lascia a qualcosa di avventuroso dal punto di vista cinematografico. Io vedo proprio le scene di lei che dialoga con l'amante e con l'amica, che ogni tanto compaiono nell'ufficio, nella stanza, nella biblioteca. Vedo la scena di quando Marianne balla mezza nuda e Edoardo si masturba nella biblioteca. Vedo queste scene. È un film erotico, è un film che ha dell'erotico, perché tu hai citato l'erotismo, è un film attraente, erotico ma non volgare, non pornografico, è un film attraente. Quindi sì, io faccio un'ostinata promozione in questo caso, sono una scrittrice promoter affinché venga fatto presto un film da questo libro. Non è un film pesante, non è nemmeno una tragedia, potrebbe essere letto come una sorta di commedia romantica, una commedia romantica appassionata, non come tante all'italiana, non come i cinepanettoni, ma un qualcosa di bello, di chiaroscurale, di Appunto, una commedia meraviglioso. erotica, dove è ancora più difficile Una commedia trovare romantica. l'equilibrio che c'è sicuramente nel libro Anche se e sarà comunque ha degli aspetti complicato. estremamente drammatici che tendono al dramma, Beh sì, che come tendono. parlavamo all'inizio. Sì, ma io non vorrei che fosse talmente intrisa di sentimento che anche la tragedia viene tramutata in quello che si può definire commedia, anche se tenderebbe alla tragedia il romanzo. Vorrei che l'amore che scaturisce da questa famiglia, il sentimento che lega
Olga Gustavo permeasse le scene. Ecco, io penso anche da regista, perché io penso da regista, anche se sono una scrittrice, perché il fascino organizzativo che viene dalla Luna in Vergine. Però veniva detto anche da Nabokov. Ecco, ho letto di nuovo oggi Walter City in un saggio, il saggio che parla della biologia e della scienza, dove lui fa anche delle citazioni di Nabokov, dove appunto viene detto che Nabokov aveva quest'occhio da regista. Molti hanno criticato Nabokov dicendogli che era più un regista che uno scrittore. Montale anche diceva una cosa del genere. E quindi in questo no, non la penso allo stesso modo, nel senso che un vero scrittore è nella sua anima sempre un po' un regista. Beh, Tutti i veri sicuramente bisogna scrittori organizzare sono dei scene, bisogna registi. organizzare personaggi, esatto. Quindi questo è un appello sincero e vero a fare un film da origami. Chiaramente il romanzo non è una sceneggiatura, va scritta una sceneggiatura Beh, per sicuramente bene. dovrà fare il trattamento, quindi Va veramente scritto una immagino. sceneggiatura per bene, ma io credo sia possibile come eventualità. Non è un'eventualità del tutto impossibile, perché potrebbe venire fuori un bellissimo film, straordinario, epico, tipo i film che vengono fuori dai romanzi di Jane Austen o i film di sentimento, quelli del vero sentimento, i film d'autore. Quindi sì, vorrei tanto, anche perché sono stati fatti anche altri film con temi che riguardano gli origami, ma questo potrebbe essere veramente straordinario. Sì. O Beh, anche una serie televisiva. La serie televisiva dovrebbe essere improntata in un senso diverso, nel dare una continuità, quindi nel scrivere una sceneggiatura ti diversa dirò, per ogni io episodio. preferirei un film perché mi sembra proprio adatto per un film. Così è Con adatto la per un serie è film. molto più esatto. Però la serie televisiva si può giocare nei momenti. Una serie televisiva, tu sai, come le grandi serie che vediamo, che a volte ci tartassano, come Beautiful, o che ne so, le grandi serie, queste ora vanno molto queste qua spagnole, penso. Io non seguo tanto perché non ho. Beh, sì, più che quelle più che serie TV, Quelle della in Rai, per senso esempio, a me stretto. non piacciono. Quindi vorrei dire Appunto, anche, quelli sono ma sceneggiati, quindi è sì, ancora sì, non lo un so altro chi, non lo so dove genere. ho letto, vabbè, comunque per esempio a me gli sceneggiati della Rai, che vuoi da me, questi non mi piacciono. Io in questo Neanche a me, sono quindi antipopulista, ma veramente non mi piacciono, hanno qualcosa di cadente, hanno un qualcosa di debosciato, hanno un qualcosa di, non lo so, hanno qualcosa di mellifluo, ma non c'è c'è quel mai tinte quella patinato che non tensione. riesco a sopportare. Allora, non mi piacciono nemmeno quegli sceneggiati storici della Spagna di non so di quanti anni fa, che magari appena che accendi, perlomeno c'hanno il colera. No. Allora, secondo me si potrebbe fare una serie televisiva innovativa, qualcosa di. Ma appunto qualcosa che non sia una soap, come mi dicevi tu appunto gli Sì, ma spagnoli, e qualcosa che non sia uno queste sceneggiato idee, come questi italiani. sì, ma queste idee di programmazione, di definizione, sono sempre delle idee a prioristiche, ma comunque falsate, perché i registi, sono accompagnati da un'equipe di persone che studiano statistiche, che studiano conti, dati, per cui tutto deve essere mosso dal mercato. Non è che tu puoi fare un grande esploit d'autore e poi non viene eseguito. Tu gli devi mettere le ancore mentali per cui il E anche pubblico si perché Rai non hanno i accanisce. soldi per farli in un certo modo. No, per esempio una serie potrebbe essere fatta magari chiamandola origami, magari evitando questa poltiglia che esiste tra Netflix e quell'altra e Amazon, poltiglie, perché io non le definirei nemmeno serie TV. Io la farei una serie TV, ma deve essere improntata nei momenti in cui Però in questo effettivamente c'è il caso, se gioco. togli Prime, togli Netflix, togli la Rai, non è rimasto più nulla. No, dico, utilizzare questi spazi, ma senza questi standard. Cercare di fare un qualcosa di più, ma alla portata di tutti, un qualcosa di un prodotto che sia intellettualmente superiore rispetto agli standard medi della Ok, quindi massa. come le serie che fanno su Sky, un esempio, Il Miracolo, scritto da Ammaniti, che appunto non sembra una serie TV di quelle che siamo abituati a vedere,
perché Sky ha ecco qua, fatto un abbiamo lavoro trovato. assurdo. Abbiamo E tra l'altro se abbiamo una non l'hai mente vista te la imprenditoriale. consiglio. Mh? Se non l'hai vista te la consiglio, Il Miracolo, No, io tratta non vedo sempre per da ora non vedo Brandisi. niente perché non ho il tempo. Prima o Non ho poi. tempo nemmeno per vedere un'amica, non ho tempo di nulla, veramente una vitaccia che faccio, una Vabbè, ma vitaccia. anche tra 10 anni non è che scade la serie, quindi tu segnatela. Io te la Allora consiglio sì, in tanto. definitiva quindi l'appello è semplice: leggete questo romanzo e il romanzo, ripeto, è un romanzo scritto con una penna delicata, puntigliosa, una punteggiatura mia, porta il nome di Sabatina Napolitano. Io venendo dallo stile di Nabokov, è chiaro che io abbia di questi salti, di questi giochi, è chiaro che io faccia di questi esperimenti ed è chiaro che io mi diverta la pagina a questo modo perché appunto la scrittura è la spremuta di limone. Leggete questo romanzo in questa ottica, se ne provate il desiderio e se sentite la voglia di un romanzo che abbia una compattezza con una tradizione letteraria e che sia come un gioiello, che non sia qualcosa di uscito a tutti i costi per la pubblicità e per la merce, quindi qualcosa che sia al di là di questa mentalità puramente commerciale, puramente votata al rendimento, al rendimento delle vendite, che comunque ci dovrebbe essere, che comunque c'è come teoria, perché anch'io un domani mi pongo l'obiettivo di vendere molto, perché è chiaro, ma Ma molto, comunque molto, uno molto. scrittore non è che campa di aria, Però quindi io in tutta onestà non potevo cominciare con un romanzo per vendere molto, non aveva logica, non aveva autenticità, non aveva non faceva parte sincerità. del tuo percorso come No, non faceva stava parte dei miei facendo, desideri. Io esatto. volevo regalare una perla di letteratura, perché sempre nella logica che ogni giorno può essere l'ultimo da vivere, quindi sempre per la logica che mi sento la morte col fiato sul collo, ecco, io volevo dare qualcosa di estremamente potente, di estremamente aderente alla natura divina e a quella che fa parte del desiderio del buono e del bene. E proprio questo desiderio ha realizzato questa opera, questo romanzo, ed è questo che spinge i lettori a trovare curiosità, una curiosità sincera. Perfetto, quindi noi ci salutiamo con questo bel modo di esaltare appunto il romanzo che facciamo vedere per l'ultima volta, Origami, editore Campanotto, di Sabatina Napolitano. Quindi in bocca al lupo per tutto, Crepi. anche perché poi in questo periodo c'è bisogno tanto di forza per andare avanti, viste le nottate che non finiranno di certo adesso, e quindi fatti forza, noi siamo con te. Grazie Anello, grazie di tutto, grazie a tutti lì e veramente spero di vedervi presto dal Va vivo e benissimo. di poter fare un dibattito face to face che è sempre meglio del virtuale. Ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo adesso e che ci seguiranno dopo, perché molti chiaramente la diretta la vedono dopo. Perdonatemi delle deviazioni tra il cane che piange Ma e la il cane stanza, può però fare qualsiasi cosa. ho preferito farla alla scrivania perché devo abituarmi anche a parlare un po' più vicino al computer, perché magari cambiando ambiente non so che cosa mi trovo sullo sfondo, quindi è più verosimile che parli più vicina al computer. Va bene, va benissimo. Io non so come funziona StreamYard, quindi per la chiusura StreamYard funziona che la dovrai... chiudo io la Ah, conversazione perfetto, e perfetto, andrà registrata autonomamente su Facebook. perfetto. Grazie ancora di tutto. Ciao Ciao a tutti, Sabatina e grazie ciao a Anelli. tutti.